Bene, buongiorno a tutti, un benvenuto a tutti gli ospiti qui oggi a Palazzo Ferrofini. Mi permetto in particolare a due presidenti nazionali di Associazione d'Arma, che non è scontato vedere insieme, avere assieme fuori da cerimonie particolari. Un benvenuto veramente al sottosegretario Isabella Rauti per la sua autorevole presenza. Chi è in sala e chi ci sta anche seguendo in streaming, mi pare che gli accessi siano piuttosto intensi. Nell'imminenza dell'anniversario della conclusione del primo conflitto mondiale, penso che noi tutti oggi possiamo ritrovarci nella frase di Francis Scott Fitzgerald: odio la guerra, ma amo coloro che l'hanno fatta, perché essa non solo condanna la guerra, ma ci invita a ripensare a quanti la subirono, la vissero tra indicibili sofferenze, non solo i soldati al fronte. Il nostro pensiero di certo va ai militari caduti, a quanti soffrirono, a quanti patirono nelle trincee e nei campi di battaglia, ma anche ai cittadini, anziani, donne, bambini, che nell'intero paese si trovarono a sopportare gravi sacrifici, accentuati nel nostro Veneto da ritrovarsi a pochi passi dal fronte, se non costretti a fuggire dalle proprie abitazioni e paesi e conoscere l'amara via del profugato, mentre le nostre città scoprivano per la prima volta i pericoli dei bombardamenti aerei che causarono danni e lutti tra i civili. Venezia fu la prima città italiana bombardata il 24 maggio del 1915 e a conoscere il primo dei ben 42 bombardamenti complessivi nel corso dell'intero conflitto. Nessuno venne risparmiato, nessuno in Veneto era al sicuro. Una vita disumana in trincea, una vita di angoscia delle nostre cittadine, retrovie di un fronte che avrebbe sconvolto la nostra terra lasciando segni indelebili e tracce ancora oggi ben visibili. Il Veneto fu la prima linea del fronte anche negli ultimi mesi di guerra, squassati dall'influenza spagnola, la prima pandemia mondiale che proprio nel Vicentino, a Sossano, vide la prima richiesta di quarantena in Italia da parte del capitano medico degli Arditi, tal De Toni, che fu tra i primi in assoluto a capire che quella strana epidemia era un'influenza che necessitava di provvedimenti drastici. La grande guerra, la grande storia si intreccia con la storia di gente qualunque, con le vicende di famiglie, borghi, piccoli paesi di campagna e di montagna che assieme ai soldati al fronte si trovarono ad essere, loro malgrado o senza volerlo, protagonisti di una svolta epocale che segnò l'intero Novecento. Chiunque abbia avuto modo di essere a Londra alle 11 dell'11° giorno dell'11° mese dell'anno e abbia vissuto quei 2 minuti di silenzio che calano improvvisamente, quanto spontaneamente, fermando la vita dell'intera nazione, capisce bene cosa significhi ancora oggi il giorno in cui si firmò l'armistizio che pose fine al primo conflitto mondiale. 2 minuti di silenzio impressionanti, vissuti e condivisi da tutti. Mi chiedo e vi chiedo, perché in Italia non riusciamo a fare altrettanto? Perché il 3 novembre non ci fermiamo anche noi a ricordare l'armistizio di Villa Giusti a Padova? Perché non ci uniamo all'Europa l'11 novembre alle 11 di mattina spontaneamente, dove tutti si fermano appunto per 2 minuti di silenzio dedicato ai caduti di tutte le guerre? In Italia, nella Grande Guerra, quasi 650.000 morti tra soldati, 546.000 tra civili, quasi 1 milione di feriti gravi, quasi 500.000 mutilati, 74.000 storpi, 21.000 rimasti senza un occhio, 1.940 ciechi completamente, 120 senza mani, 3.250 muti, sordi e via via, 345.000 orfani. Questi non sono numeri, sono esseri umani, uomini e donne, bambini, uno tsunami di dolore e sofferenza. E davanti a questi numeri possiamo capire perché l'Italia intera corse verso i binari che trasportavano da Aquileia a Roma la salma del Milite Ignoto, scelta da Maria Maddalena Baslizza di Bergamas, di Gradisca di Isonzo, madre di Antonio, ebreo triestino, maestro comunale, che nel 1914 aveva disertato dall'esercito austro-ungarico passando in Italia, dove si arruolò volontario sotto falso nome per cadere il 18 giugno del 1916. Nella salma scelta da Maria Maddalena Bergamas gli italiani rivedevano i loro affetti scomparsi, rivivevano il dolore della guerra. In troppi abbiamo dimenticato quanto accade, per cui
plaudo ad ogni iniziativa che, come quella odierna, cerca di tenere vivo il ricordo e la memoria. Il ricordo parla al cuore, la memoria alla mente. L'uno è un sentimento doveroso che sorge spontaneo, l'altro è frutto dell'esercizio dello studio, della ricerca, come questo volume che oggi presentiamo ci invita a fare. Ricordo e memoria che oggi ci spingono a guardare con ansia a quanto sta accadendo ancora nella nostra Europa, nel martoriato vicino Oriente e ovunque nel mondo si soffre, spingendoci a ripetere le parole del radiomessaggio per l'intesa della concordia tra i popoli trasmesso il 25 ottobre del 1962, giusto 61 anni or sono, da Papa Giovanni XXIII. Riascoltiamo le sue parole. Noi ricordiamo a questo proposito i gravi doveri di coloro che hanno la responsabilità di potere e aggiungiamo, con la mano sulla coscienza, che ascoltino il grido angoscioso da tutti i punti della terra, dai bambini innocenti agli anziani, alle persone e alle comunità. Sale verso il cielo, pace, pace. Noi ritroviamo oggi in questa solenne implorazione, noi supplichiamo tutti i governanti a non restare sordi a questo grido di umanità, che facciano tutto quello che è in loro potere per salvare la pace. Eviteremo così al mondo gli orrori di una guerra di cui oggi non si può prevedere quali saranno le terribili conseguenze. Questo appunto 61 anni fa, giusto oggi. Conseguenze tremende che Angelo Roncalli, ufficiale di sanità e cappellano militare della Prima Guerra Mondiale, aveva visto di persona in quel servizio di fronte e negli ospedali militari. Il libro che oggi viene presentato non parla di una storia qualsiasi, parla della nostra storia, del passato che ci spinge a riflettere sul nostro presente e dal nostro presente a guardare con rispetto e profonda gratitudine a chi venne a combattere e a soffrire nelle nostre montagne e a quanti nelle nostre città e paesi soffrirono l'indicibile. Vi ringrazio per la pazienza che mi avete ascoltato, mi scuso se mi sono dilungato, ma e non solo da alpino, come tanti altri veneti cresciuti nel rispetto dei luoghi dove si combatté, per me è sempre un'emozione sincera riandare a quei giorni e commemorare quanti soffrirono fino al sacrificio estremo. Grazie ancora per l'attenzione. Adesso cederei la gestione della giornata al collega Tommaso Razzolini, che ha fortemente voluto questa presentazione. Mi permetto però una cosa fuori programma, abbiamo 2 libri mi pare da qualche parte e permettetemi a 2 presidenti nazionali che vedo a Venezia insieme un ricordo della presenza qui oggi a Palazzo Ferrofini. Grazie ancora della vostra presenza e un saluto, un benvenuto, una ritrovata alla collega Coppola, che vedo qui presente. Grazie ancora, io vado a iniziare il Consiglio regionale. Voi siete dispensati, colleghi, per mezz'ora. Ringrazio il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Abbiamo voluto la presentazione di questo libro perché come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia nel dicembre 2020 avevamo fatto un ordine del giorno proprio per incentivare la conoscenza del Milite Ignoto e su questo ci eravamo impegnati appunto a portarla nelle scuole e anche ad appoggiare l'iniziativa dell'ANCI. Nel frattempo anch'io saluto e ringrazio tutte le autorità civili e militari, so che poi Isabella vi nominerà, quindi non lo faccio io, ma lascio a lei appunto i saluti istituzionali, però è veramente un piacere avervi qui tutti oggi. Perché? Perché è vero che forse magari non dico che siamo fuori tempo, perché è sempre bene ricordare e parlare di queste iniziative. L'idea era partita ancora qualche anno fa, appunto nell'anno del centenario del Milite Ignoto. Poi tra una cosa e l'altra non siamo riusciti, volevamo farlo lo scorso anno, ma per fortuna Isabella è diventata sottosegretario e quindi gli impegni chiamati subito sono stati molti e allora l'abbiamo voluta fare quest'anno. Perché? Perché è importante raccontare questa storia, è importante mantenere la memoria di tutte quelle persone che hanno dato la propria vita e hanno sacrificato appunto loro stessi per la patria, per un qualcosa che
è di tutti noi e che dobbiamo continuare comunque a difendere e a portare avanti. Un libro questo scritto da donne, quali potevano essere le madri, le mogli e le figlie dei militari e dei militi che appunto hanno dato la loro vita durante la prima guerra mondiale. Oggi poi ricorre, insomma, era il periodo degli ultimi sforzi bellici sul fronte del Piave, perché siamo appunto fine ottobre, sappiamo bene che poi con la vittoria di Vittorio Veneto 4 novembre questo è il periodo, e quindi è un piacere farla anche in questo periodo, all'indomani poi anche del 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, e avere queste donne, tra cui appunto Isabella, Elena, ma anche Caterina, che vedo qui presente, che sono impegnate a scrivere i vari racconti, è una cosa molto importante e significativa. Quindi appunto io ci tenevo a portare avanti questa iniziativa con voi, e ringrazio il mio gruppo per aver portato avanti questo ordine del giorno e aver sostenuto questa proposta, come anche altre proposte che stiamo facendo sempre a favore delle associazioni d'arma combattentistiche, ma anche poi dell'inserimento dei giovani, perché abbiamo bisogno sicuramente in qualche modo di dare forza a chi oggi vuole operare, vuole far conoscere e vuole far anche capire che in questo paese non ci sono solo diritti ma anche doveri, ecco. E quindi chi ha la barra dritta ed ha anche educazione ai nostri giovani è sicuramente importante sostenerlo. Solo per dire che ANCI aveva lanciato una proposta della cittadinanza onoraria del milite ignoto, insieme anche alle associazioni d'arma combattentistiche. Prima ho chiesto aiuto a Boris Mascia, che mi ha dato i dati. Il Veneto è una regione che ha avuto l'85% di comuni che hanno dato la cittadinanza onoraria al milite ignoto, che sono 481 su 563, mentre a livello nazionale sono ben 4.889. Quindi questo soldato di nessuno poi è diventato un soldato di tutti, ecco. Quindi questo è importante anche questo libro che ripercorre. Esatto, rilanciare, magari riuscire a aumentare, sarebbe bello arrivare a un 100% proprio per far sentire che questo soldato di nessuno diventi proprio di tutti, e questo libro ripercorre la storia raccontata da donne di tutti quei territori colpiti appunto dalla Grande Guerra e da tutti quei fronti. Quindi adesso concludo e cedo la parola all'assessore Elena Donazan in qualità appunto di coscrittrice e anche di assessore regionale all'istruzione della Regione Veneto. Grazie. Grazie. Allora, ringraziamento. Capire, eccolo qua, sì, è più bello lì, vero? Io sto qua, tu il sottosegretario può parlare alla regia, io sto seduta così do anche il senso della comunità che abbiamo voluto raccontare in questo libro. Prima però il ringraziamento va a Tommaso Razzolini e al mio gruppo in Consiglio regionale, perché Fratelli d'Italia, dal momento del suo insediamento, sul tema del rapporto tra storia e comunità, tra storia del passato, del presente e ciò che vogliamo della nostra comunità del futuro, ha sempre voluto portare l'accento. L'accento che è un segno per dare valore alla nostra di identità, che diamo per scontata. Troppo spesso diamo per scontata, la diamo come un fatto acquisito. In Veneto non si può che conoscere la nostra storia, non si può che essere legati alla storia patria che qui ha vissuto i suoi momenti, come ricordava il presidente Ciambetti. Da Venezia, anche dal 24 maggio, venne bombardata, così come dall'altopiano di Asiago, da dove la storiografia ufficiale ci riporta al primo colpo di cannone. Una terra che per tutti gli anni della guerra, in tutti i suoi territori, dalla montagna alla pianura al mare, venne coinvolta. Un mondo di sfollati, un mondo che accolse gli italiani di tutte le regioni d'Italia. Una terra che fu testimone della nascita della lingua italiana, per come oggi la conosciamo, una lingua partecipata, costruita nella sofferenza delle trincee, così come nelle paure che sono tipiche dell'uomo e dell'umanità. Il gruppo di Fratelli d'Italia, dall'inizio del suo insediamento in Consiglio regionale, ringrazio il mio capogruppo Enox Ranzo, il vice capogruppo Polato
il collega Pavanetto che si è assentato in questo momento per andare in aula, con Tommaso Razzolini che si è fatto protagonista anche di un progetto di legge che poi ha coinvolto anche le associazioni che oggi sono qui presenti, vuole segnare appunto, dare il senso dell'appartenenza e della conoscenza di questa storia. Io ne sono il tramite, cioè in qualità di assessore all'istruzione di questa terra bellissima, ho sempre cercato di favorire quella conoscenza, quell'affetto, quell'approfondimento nelle scuole del Veneto per non dare per scontato. Cos'è questo libro? Questo libro è frutto di una proposta che due donne editrici, in questo caso, hanno fatto ad alcune signore innamorate della storia patria, con la proposta di scrivere a più mani quello che Isabella Rauti nella sua prefazione, così ringrazio il sottosegretario di essere qui con noi, perché di lei conosco l'amore per la patria, il grande approfondimento scientifico e storico, la sua visione nel comprendere che ciò che è un fatto del passato è realizzato nel suo futuro passando dal presente. E se non vi è questa tradizione, che è una trasmissione di valori, ciò che tu erediti, fai vero oggi per poterlo lasciare e trasmettere. Ecco, Isabella Rauti nella sua storia, anche precedente all'impegno diretto nelle istituzioni, ma politico sempre, ha sempre cercato di affrontare questo argomento in maniera assolutamente profonda, mai ideologica, sempre capace di leggere quello che è stata la nostra storia per poterne trovare ragioni di condivisione, che è uno degli argomenti che la nostra Italia deve provare ad affrontare. Uno dei momenti fondativi di unione fu proprio all'indomani della grande sofferenza, della Grande Guerra, il voler riconoscere in un milite ignoto. Altre scelte vennero fatte dalla Francia, altre scelte vennero fatte dall'Inghilterra, mettendo nomi altisonanti, uomini che si erano certamente distinti, che ne avevano avuto anche un riconoscimento di valore. Là il milite riconosciuto fu uomo di nome, di cognome e di valore riconosciuto. L'Italia fece una scelta molto più popolare, molto più profonda, molto più sentita. Ciascuna famiglia ebbe dolore, ciascuna terra ebbe delle perdite e si volle riconoscere in uno sconosciuto il senso dell'appartenenza di tutti. Nel suo intervento iniziale Isabella scrive: non si tratta di una carrellata di racconti, questo libro, ma di un affresco corale, quello del racconto infinito, il racconto alla lettera maiuscola, della Grande Guerra e del sacrificio immortale di chi ha combattuto nei campi di battaglia, nelle trincee al fronte, con coraggio e onore. Si tratta di storie tutte diverse e tutte uguali. Cosa fu la proposta di queste due editrici? Affrontando questo momento significativo ed epico, voler raccontare in modo diverso il milite ignoto, senza avere la pretesa di essere degli storici, quindi Carlo Balestra non si risentirà di questo. È stata invece una proposta nel dire 14 sono i racconti, 11 sono stati offerti ad alcune signore, tra cui la sottoscritta, ma più di me la mia mamma che è seduta lì dietro, e adesso vi dirò perché, dagli 11 posti da dove arrivavano le salme del milite ignoto, i cimiteri di guerra da cui dovevano essere scelte con il giuramento della segretezza, della riservatezza fino alla fine, affinché tutti poi si potessero riconoscere in quel milite, da quei territori ne scaturisse un racconto di fantasia, ma che avesse però la verosimiglianza e il rispetto degli eventi storici. Ovviamente quando dagli 11 cimiteri di guerra e territori venne fatta la proposta alla mia famiglia e segnatamente a mia sorella, perché il nostro racconto è a 3 mani, perché poi non si dice 6, ma io scrivo con una sola. Mia sorella ebbe la proposta, mia mamma ha scritto la storia, io ne ho raccontata la parte storica, o meno ho cercato di verificare tutti i passaggi dal punto di vista storico.
Noi scegliemmo il Grappa, evidentemente, Presidente. Io nasco ai piedi del Grappa. La mia mamma no, la mia mamma è piemontese, ma è una storia d'Italia ed è una storia vera. Suo zio Matteo, ed è questa la storia del racconto che troverete, fu combattente sul Grappa. Fu tra coloro che persero totalmente la vista, quindi quei 1900 che il Presidente Ciambetti ha ricordato, bene, probabilmente uno era proprio lo zio Matteo. Mia mamma, che è sempre stata una donna molto curiosa fin da bambina e poi non a caso diventa maestra, e del suo essere educatrice trasmette la storia della sua famiglia, che è anche la storia patria. Quando si sente raccontare la storia di questo zio che parla di una terra lontana, pensate dal Piemonte al Veneto, ma come potrebbe essere la storia di un ancora più lontano siciliano o di un campano, venne a combattere sul Grappa. Raccontò questa storia a una nipote. Quindi primo senso per me, la trasmissione è un fatto educativo nell'intimità della propria famiglia e l'educazione è un fatto familiare che si sposava, che si intrecciava con la storia d'Italia. Il Grappa fu caposaldo, fu uno dei territori dove più cruenta fu la battaglia, ma tanto fu l'ardore e la difesa da rendere poi quell'invalicabile alle truppe straniere che miravano al Grappa per poter arrivare a Venezia. Lo zio Matteo racconta questa storia e mia mamma anni dopo, quindi sono due spazi temporali, uno della sua infanzia, anni 50, la mamma non svegliamo niente del 41, negli anni 50 vive la sua giovinezza, poi sposa mio padre, un militare di carriera al tempo, e viene a vivere in Veneto. E si innamora di una storia, ma viene a vivere proprio ai piedi del Grappa, perché la provvidenza ha disegni più grandi di noi. Quando arriva a vivere da noi, riporta lo zio cieco a riconoscere, pensate, con l'olfatto, non più con la vista, quei luoghi. E lui riconosce, e c'è un passaggio che è molto struggente, al bivio di Camposolagna, lui fermandosi riconosce l'aria e dice, cieco, se si va a sinistra si va verso San Giovanni e il Col Moschin, e se si va a destra si prosegue per Cima Grappa. Quella storia diventa anche la storia della mia famiglia e ne diventa il racconto, uno degli 11 dei territori del Milite Ignoto. Lo dico da coautrice, è un termine un po' forte, ma certamente da chi ha saputo crescere con quell'educazione e poi, vestendo i panni del rappresentante delle istituzioni, ha fatto della propria educazione familiare una storia patria. Cos'è la patria? Alle volte io, lo dico a Isabella, in una querel continua con i nostri amici della Lega, quando loro sventolavano pervicacemente la bandiera di San Marco e io altrettanto con forza il tricolore, ad delle provocazioni continue, anche alle volte simpatiche, io rispondo: come si fa a scegliere se amare di più tuo padre o tua madre? La nostra identità è questa. Così come la mia bandiera del Veneto è la mia storia paterna, così il mio tricolore è la mia storia materna, o potete fare la differenza, potete invertire. Noi siamo l'identità delle nostre storie e siamo coralmente, come scrive Isabella Rauti, la storia di una nazione. Arriva da altro da noi la storia di una nazione? No, arriva da quello che noi sappiamo costruire. Il ringraziamento che faccio, ma poi come ha detto Tommaso Razzolini, lo farà meglio di me, Isabella Rauti, ed è anche giusto, è il ruolo istituzionale più alto, ma di avere qui il Presidente Favero e il Presidente Stucchi, ma di avere qui anche Mascia, di avere qui chi oggi non in armi, e così saluto anche le autorità militari presenti a cui va tutto il nostro affetto sempre, ma alle associazioni combattentistiche d'arma oggi viene dato, a mio parere, e dobbiamo rinnovarlo, un ruolo ancora più forte nella formazione di una nostra identità nazionale, che non è un fatto scontato. Chiudo così come è iniziato. Noi pensiamo che l'identità sia un fatto scontato. L'identità è un fatto invece che deve essere inverato negli atti, nei fatti, nelle scelte che si operano. Ecco, la scelta è anche quella di avere partecipato ad una stesura di un libro di racconti che non ha la pretesa di essere storia,
che è però molto rispettoso della storia, che racconta una delle storie più belle della nostra costruzione, del momento fondativo della storia nazionale, e che è fatta di storie plurali. Quelle storie, se vengono divise, allora rispondono alla seconda strofa dell'inno nazionale, che dovremmo essere più in grado di cantare tutti. Io apprezzo molto quando vado alla festa, e ci sei stata anche tu a Padova, ogni secondo martedì del mese, il comando fa, aperto alla cittadinanza, un momento di condivisione e si canta l'inno nazionale. A estrazione si fanno le altre strofe, magari avvisando prima, perché abbastanza tutti, vorrei che fossero di più, conoscono la prima, molto meno conoscono la seconda, la terza e la quarta. Nella seconda il passaggio è: noi fumo da secoli calpesti e derisi perché non siamo popolo, perché siamo divisi. E poi prosegue: quella raccolgaci un'unica bandiera e una speme, che è la speranza, è esattamente ciò che io credo dell'identità. La bandiera è l'identità, il simbolo. La speranza è la condivisione che noi costruiamo in termini di visione comunitaria, ma non è un fatto scontato. Nelle istituzioni, come cerchiamo di fare noi in Consiglio regionale, questo è. Come cerco di fare nel mio ruolo di assessore all'istruzione, questo è. E quello che dobbiamo fare con le associazioni combattentistiche d'arma è dare loro la possibilità di continuare a parlare ai giovani. Tolta la leva, e chiudo, noi abbiamo un problema grave. Da qualche giorno abbiamo ricordato la tragedia del Vajont. I primi ad arrivare immediatamente furono gli alpini di leva. Quando ricordiamo il Friuli e ricordiamo chi arrivò, si trattò degli alpini. Di leva è in congedo. Si trattò oggi, e si tratta oggi, quando si è parlato di Covid, di avere i fanti con tutte le altre associazioni, ovviamente tutti quelli che sono parte di associazioni combattentistiche d'arma, che hanno un certo tipo di stile, di formamenti per la patria, senza guardare a chi si va a rispondere. Ecco, questo è un tema che io credo che la nostra nazione debba affrontare nuovamente. I tempi sono quelli difficili, sono quelli di una criticità sia nella nostra identità che fuori dai confini nazionali, e io penso che il grande mito poetico del Milite Ignoto possa essere una delle storie più belle su cui ritrovarci come un'unica bandiera e una speme. Grazie ancora a Isabella Rauti di essere qui con noi. Io sono onorata di averla conosciuta e di essermi formata con lei. Io ho molto ascoltato, lei è una donna di grande spessore culturale e sono fiera che sia la nostra rappresentante come sottosegretario in un delicatissimo dicastero quale quello della difesa. Grazie di essere qui con noi. Mi hai commossa ed emozionata, cara Elena. Comincio dal lato personale, poi naturalmente farò il mio intervento. Mi hai fatto anche ricordare che al corso della riserva selezionata, io ero capocorso del mio, e naturalmente ogni settimana all'alzabandiera si sceglie una strofa. Ed è vero, nel senso che non tutti conoscono per intero l'inno. Però mentre pensavo questo mi consola anche il fatto che l'Italia ha dovuto assistere a momenti in cui persone che ricoprivano ruoli apicali durante l'inno tenevano le mani in tasca. Ecco, adesso questo non succede, magari, e questo fa una certa differenza. Perché l'inno si ascolta e si canta solo sull'attenti e sempre in una posizione, una postura rispettosa. E allora anch'io comincio da alcuni saluti. Voglio partire dal ringraziare il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, che ci ospita in questo fantastico palazzo che trasmette storia e memoria. Lo ringrazio anche non solo per l'ospitalità, ma anche per le parole che ha usato nel suo intervento di apertura. Ringrazio il consigliere regionale Razzolini per il suo ottimo intervento, ringrazio l'assessore Donazzan, quindi non l'amica, non la persona con cui da anni condivido un percorso, ma l'assessore impegnato sul territorio e che ha deciso di organizzare
la presentazione di questo libro in quella che possiamo definire l'antivigilia del percorso, diciamo, che ci porta poi fino alle celebrazioni del 4 novembre. E la ringrazio anche non solo perché è una coautrice, ma perché è una donna che la storia dell'Italia la sente addosso e la sente dentro, e credo che si ponga il problema ogni giorno di onorarla e di essere all'altezza del ruolo istituzionale e del suo impegno di patriota. E voglio ringraziare e salutare tutte le autorità civili che sono presenti, alcuni sono anche degli amici e dei colleghi. In particolare sono onorata, e voglio dirlo davvero con il cuore, di avere qui la presenza del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, l'ingegnere Favero, ma anche la presenza del presidente dell'Associazione Nazionale del Fante, l'architetto Stucchi, e la presenza del presidente regionale Nunziatella, l'avvocato Mascia. Per me è molto importante e quindi è un onore parlare di fronte a voi, come naturalmente di fronte a tutti i presenti. Io ho anche la delega alle associazioni combattentistiche ed Arma, e spero in questo mandato di poter fare qualcosa con voi e per voi, che non siano soltanto le celebrazioni, perché a voi si deve tutto, perché sono le associazioni che custodiscono i valori e che mantengono viva la memoria, e quindi consentono a tutti, a chi come noi, come autorità politica, in quel ruolo magari è di passaggio, ci consentono a nostra volta di trasmettere un patrimonio immenso. Il loro lavoro è un lavoro spesso oscuro, come tutti i lavori duri e come tutti i lavori che sono un lavorio quotidiano, tenere insieme i pezzi della memoria, e quindi il loro ruolo, la loro funzione è fondamentale per la trasmissione e perché concorre a costruire e a mantenere quel concetto di identità di cui parlava l'assessore Donazzan. Saluto e ringrazio per la sua presenza anche l'ammiraglio Ortiz Neri, che ho davvero il piacere di vedere. E vengo al libro. Quando mi è stato chiesto di fare la prefazione di questo libro, io mi sono trovata in un leggero imbarazzo, cioè il timore di non essere all'altezza, perché ogni capitolo era una forte emozione, conteneva un racconto, una storia, e quindi mi chiedevo chi sono io per mettere insieme queste storie e per rappresentarle. E ne ho parlato anche con le curatrici, e in realtà poi un filo noi lo abbiamo insieme individuato, perché questo è un racconto corale. E quindi ognuno ha messo del suo. Quindi io non ero colei che faceva la prefazione, io ero colei che tesseva la trama e l'ordito di quanto già era stato esposto. Un racconto corale, un racconto femminile, un racconto a più mani, e quindi questa idea forte di mani femminili che si mettono insieme per fare un libro mi ha convinta a fare la prefazione, ma sono una delle autrici esattamente come le altre, e abbiamo quindi trovato il taglio. E quando io sono stata nominata e ho giurato il 2 novembre scorso, il secondo appuntamento del mio mandato è stato alla stazione Termini il 4 novembre, quando arrivava il treno della memoria, in una cerimonia estremamente emozionante per tutti i partecipanti, non solo per me. Aveva percorso 17 tappe per circa un totale di 100 ore di percorrenza, era partito da Trieste e arrivava a Roma, un momento solenne, e in ogni tappa veniva salutato con entusiasmo di popolo, e anche questo credo che sia un insegnamento. E per quanto mi riguarda, dopo 2 giorni dalla mia nomina, avere l'onore di essere alla stazione Termini e ricevere
quel treno, il treno della memoria, insieme naturalmente al mio ministro e ad altre autorità politiche molto più importanti di me, è stato un momento in cui una comunità ha voluto sottolineare l'importanza di una parte della storia che è una parte infinita ed è una parte che infinitamente ci regala ogni giorno messaggi, non solo ricordi, non solo memorie, ma ci indica come dobbiamo agire, come dobbiamo comportarci. È una memoria viva, non è una memoria di antichità musealizzata o sepolta, è una memoria dinamica, ma è dinamica nella misura in cui noi riusciamo con le nostre azioni a continuare a attribuire importanza a tutto questo, a rendere quindi la storia non passato ma perenne, a rendere quei valori non valori a cui soltanto guardare con rispetto, ma valori dinamici che possono essere la stella polare del nostro comportamento. E quindi è un esercizio infinito, è un esercizio quotidiano e fa parte di una precisa visione della vita e del mondo. E quindi credo che non si tratti soltanto, e sarebbe già molto, di raccogliere un'eredità. Significa dimostrarti all'altezza di quella eredità e di trasmetterla e in qualche modo di incarnarla, chiaramente con umiltà e in base alle nostre possibilità, ma ispirandosi a questo principio di appartenenza al divenire della storia e rendere onore con ogni atto. E allora, tornando al libro, questa sua peculiarità, perché è un libro scritto da donne, ci sono, diciamolo, c'è anche l'intervento di Merlino, ma comunque insomma i capitoli sono tutti scritti da mani femminili, che racconta la Grande Guerra, racconta chi ha combattuto nella Grande Guerra e racconta la storia del milite ignoto, e lo fa con tutte le caratteristiche di quella che possiamo definire una narrazione femminile, quindi un'opera a più mani, più che collettanea direi a più mani. E l'omaggio, come diceva anche il Presidente in apertura, è l'omaggio a Maria Bergamasca di Gradisca di Sonzo, la mamma di Antonio Bontempelli, caduto in battaglia nell'altopiano d'Asiago, disperso, perché fu lei, Maria, a scegliere una tra le tante salme senza nome e che poi sarebbe stata sepolta al Vittoriano a nome di tutti. È questo il nodo che la storia ci trasmette. E allora Maria che cos'è? È la mamma di Antonio, ma Maria è diventata la mamma d'Italia, la mamma di tutti i figli, i soldati che sono morti per la patria. Quindi un libro a più mani, un racconto corale. Qual è il filo che tiene insieme gli 11 racconti più le 3 parti che si aggiungono? È l'amore per la patria, che tiene insieme tutto. Perché se gli 11 racconti, come sono 11 le salme, tra le quali nell'ottobre del 1921 questa scelta venne effettuata, il libro anche vede 3 parti aggiunte che sono più di carattere metastorico e metatemporale, ma il tutto, 11 più 3, questo insieme di 14 parti è legato dal medesimo filo rosso che è quello dell'amor patrio. E allora, come prima citavo, quei cattivi esempi di chi tiene le mani in tasca quando si suona o si canta l'inno d'Italia, ecco, io penso che abbiamo avuto tempi in cui la politica non poteva commemorare. Perché non poteva commemorare? Perché se si ignora e non si conosce, non è possibile commemorare adeguatamente, o direi anche che non si è degni di farlo. Chi ignora non è degno di commemorare, non può. Chi invece coltiva la memoria, che è quello che cercavo di dire prima, è degno, è in grado, ha il dovere di trasmettere la storia
e può commemorarla, sperando sempre di essere all'altezza, perché commemorare significa anche etimologicamente cum memorare, cioè ricordare insieme qualcosa che ci tiene uniti e che è condivisione. Chi è immemore non può farlo. E allora credo che il distinguo sia tra chi può, deve, riesce a ricordare insieme e chi invece la storia patria preferisce liquidarla o dimenticarla o più semplicemente non conoscerla. E mi piace anche molto il passaggio uno dei passaggi del discorso di Elena, perché noi con questo libro abbiamo voluto sottolineare l'amor di patria e come valore eterno, cioè valeva ieri ma vale oggi anche per i nostri soldati che sono nelle missioni di pace e di stabilità. Cosa fanno? Difendono comunque la pace, difendono e lo fanno per il giuramento che hanno prestato e per la loro fedeltà al tricolore. Allora il patriottismo non è un valore di ieri, il patriottismo è un valore eterno, come eterno è il concetto di patria. E allora questo libro che racconta il sacrificio di tanti, noi lo vediamo come un sacrificio immortale. Certo ci sono delle date, c'è un perimetro storico di riferimento, ma noi lo abbiamo voluto scrivere e lo vogliamo leggere come qualcosa di metastorico che va al di là del perimetro storico a cui si riferisce, qualcosa che comprende e supera questa storia per renderla ogni giorno ancora viva e vitale. Raccontiamo chi ha combattuto nei campi di battaglia, al fronte, lo ha fatto con onore, l'ha fatto con coraggio, fino all'estremo sacrificio, ricordiamo loro, ricordiamo tutti i figli d'Italia, però vogliamo in questo senso raccogliere questa eredità e portarla oltre. Dicevo, mi è piaciuto uno dei passaggi dell'assessore Donazzan su questa idea di un racconto corale e metastorico, perché il Milite Ignoto è una sepoltura simbolica di tutti i corpi senza nome, di tutti i corpi non identificati, e quindi in questo libro vuole rappresentare idealmente ogni giorno e per sempre le salme di tutti i dispersi, di tutti i caduti, e metterli in una memoria nazionale e condivisa. E quindi questo insieme è una luce, è un ricordo di chi è caduto per la patria. È vero che noi abbiamo anche molti sacrari, molti monumenti, ma spesso i monumenti celebrano, come è giusto che sia, i condottieri, i comandanti, gli eroi, quelli che il nome alla storia lo hanno dato e che la storia li ricorda come individualità. E noi vogliamo però anche celebrare e ricordare tutti coloro che invece sono rimasti sconosciuti, eppure hanno dato il sacrificio estremo, hanno pagato con la vita il loro amore per la patria. Sono eroi sconosciuti, senza nome, ovvero nelle pagine di storia non troviamo le loro gesta, le loro storie, e spesso non troviamo neanche le loro generalità. Ecco, il Milite Ignoto celebra ed onora tutti i soldati senza nome, quindi una moltitudine sconosciuta, sommersa, senza nome, che si è sacrificata per l'Italia. E quello che ci piace di questo libro è che rendendo omaggio al Milite Ignoto, noi vogliamo rendere omaggio veramente a tutti coloro, in termini anche simbolici e ideali, che si sono sacrificati, che non sono passati alla storia. Questo vale per la storia di ieri, ma vale anche per la storia di oggi. E concludo dicendo che il filo rosso che queste mani femminili nell'ordito e nella trama della storia hanno voluto tessere è quello dell'amor di patria. Noi ci sentiamo dei patrioti. E dicevo prima che con il nostro agire ci dobbiamo chiedere ogni giorno se siamo all'altezza di sentirci patrioti, e magari talvolta dobbiamo anche correggere un po' il tiro dei nostri comportamenti e cercare appunto di essere all'altezza, perché questo non è mai scontato. Allora, patria, che cos'è la patria?
è la terra dei padri, è la terra dello zio di Elena e di tutti, è la terra dei nostri padri, è la terra dei nostri nonni, è una eredità di territorio, è un'eredità di religione, è un'eredità di cultura, è un'eredità umana, è anche però una eredità nazionale. Ma c'è anche la madre terra, questo elemento femminile. La patria è anche questo. Le mamme e le donne d'Italia. Maria per tutte, mamma d'Italia, mamma di tutti i figli d'Italia. E allora la patria è un'idea, ma non basta. La patria è una realtà ideale. Non è solo un'idea e non è solo una realtà. È una realtà ideale per la quale vale sempre ancora, ieri come oggi, la pena di battersi, ed è oltre la realtà fisica e geografica come realtà ideale. E come realtà ideale è nazione. E come nazione è unità, identità e identità di popolo. E allora mi riallaccio a quello che diceva anche l'assessore: la nazione è identità di popolo e chi è patriota, è italiano, ha il dovere di conoscere la storia, ha il dovere di trasmetterla, ha il dovere, per quanto mi riguarda, di difenderla ad ogni costo e di chiedersi ogni giorno se quello che sta facendo è all'altezza della sua storia e del suo sentirsi e dichiararsi patriota. Grazie.